Se domani arriva un movimento identitario che ti chiede una candidatura, tu cosa fai? Adesso dove sei? Francia. Penso che, come ti dicevo, io ho ben chiaro in mente che vorrei fare qualcosa che mi permetta di tornare in Sardegna. Ti piacerebbe tornare in Sardegna? Beh sì, però avendo qualcosa da offrire. E se Cioè, ti non- candidano? Se domani arriva un movimento identitario che ti chiede una candidatura, tu cosa fai? No, perché a me piace agire da sotto. Ok. E tu pensi che questa cosa cambierà le cose? Non lo so, magari no, magari sì. Boh. Che cosa vuoi tu con questa azione che tu fai di divulgazione sui social? Quello che vorrei è che la gente cominciasse innanzitutto a non aver più paura di parlare, perché voglio dire, ci sto mettendo la faccia io, lo stanno facendo anche molti altri. Quindi uscire un attimo da questa specie di autoprotezione che non permette ai sardi di esporsi. E io penso che questa sia la prima cosa, perché c'è tanta paura di dire le cose, c'è tanta paura di portare le proprie testimonianze su quello che succede. Un sacco di volte a me mi rifilano informazioni, però mi raccomando non dire che sono stato io, non mettere nome e cognome. Sì, ok, però quando è che vogliamo veramente cambiare la situazione se nessuno è disposto Questa a è la metterci la mentalità, faccia? Infatti questa è la mentalità. Però quello che mi sta dando tanta soddisfazione è avere a che fare con persone come un ragazzo adesso che poco tempo fa ha rilasciato un documentario in cui ha scritto che il nostro movimento l'ha ispirato. Lui ha fatto questo documentario sulla questione degli incendi, su quella tecnologia che c'era fighissima fino agli anni 80, cioè tu sai negli che anni 80. il problema degli incendi all'80 per non dire 90% è un problema sardo, dei sardi. Sì, assolutamente, Okay, certo. Sì, ritorniamo sempre la lì. questione è bella complessa. Però c'è la Quindi politica a te di è piaciuta mezzo. questa cosa che Mi è comunque piaciuta, vuol dire che qualcuno sta recependo bene il messaggio, cioè svegliamoci.